Cari amici appassionati di cinema e non solo, bentornati a Momento Critico in compagnia del nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Benvenuto. Eccolo qua, però se per piacere femo presto perché ho i miei amici che mi aspettano in Piazza Ferreto, dai, per piacere, dai, andiamo avanti. Velocissimi. Sì, taglia. Tre grandi classici che ha sicuramente visto. Sì. Tre, andiamo a fare presto, tre, dai, Sicuramente taglia. li conoscerà. Allora, trama di Arancia Meccanica. Un cartone animato in cui Nana Ranza cerca di aggiustare le macchine in qualche modo. Non è un cartone animato, ma Arancia Meccanica. Ma ha visto Arancia Meccanica? Forse si passa anche tanti anni adesso, non mi ricordo tanto bene. Come mi pareva. Non ho visto, insomma. Vabbè, secondo film, un grande capolavoro di Truffaut, I 400 colpi. Trama. 400 colpi di Truffaut. Sì. Allora, è un film porno. No, ma come film porno? Scusi, Ma prima di tutti i 400 colpi mi pareva un film. Ma no, ma non ha visto neanche questo. Questo no, tanti altri di quel genere. Questo no, mai visto. Andiamo all'ultimo film, va, così lo liberiamo anche. Kill Bill. Questo l'ho visto. Kill Bill. Kill Bill è una storia incredibile. Praticamente matrimonio a una femmina che coppa al marito il giorno del matrimonio, sì. E lei passa tutta la vita vestita sobria con una tuta gialla dell'Adidas, andà in cerca di vendetta per il marito che coppa il giorno del matrimonio. Ah, critica? Coca. Ma che sei femmine che metteria a firma per rimanere vedove subito? Ma Vianeo, ma no, ma che messaggio diamo, Vianeo, per favore? Vada dove deve andare, alla prossima puntata del Momento Critico, scusate. Titi, sei sicuro che i 400 colpi non sia un filmetto? Vianeo, basta! Non l'ho visto. Sento che quasi finché aspettiamo sto dottore, potrei domandare a suora, no? Tutte le domande che ho sempre avuto sulle suore che non ho mai osato di domandare. Tipo? Perché te sai che io ho anche una zia suora, ma non che io coraggio di domandare. Ma non ho mai visto a me. E ieri delle monache qui... Clausura? No, circensi, monaca circense. Ma era cistercensi. Circensi. Guarda che era cistercensi. Si vede che ciste a cavallo sogna cammino. Comunque la domanda è per il e suore, sotto gai capelli. Che domanda sei? Sento ti gai capelli, tio, sento ti gai. Sì che cavarai i capelli. E cavarà ma non ti segna capelli, hai mai visto una suora della parrucchiera? No, ma... Ho visto che cavarai i capelli. Cavarai ma non lo sanno, sapete? E un'altra domanda, no, che ho sempre... Scusa, Fabia, cosa mi hai fatto a me? Sorella, ascoltami, carta d'identità, carta d'identità, professione che ho scritto suora. Ma facciamo capire che chi è che dice se ti tira sotto un camion ti vai per lo scorso, ma fai capire che ti sia una suora. E c'è brava, sa, brava. Tu mi farai capirlo, sa, bravo. Ma che razza di domanda sia? Ma sì, ebbete. Ma secondo te, ma so vestita da suora 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, e mi tira sotto con un camion, cosa che gli dice? Io che mi tira sotto Batman, ciò. Andrea.